Via le paccottiglie da Venezia. Il nuovo regolamento per il commercio di qualità è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale e quindi entrano in vigore le norme pensate per bloccare le aperture di negozi, le cosiddette cineserie e il fenomeno delle attività apri e chiudi che guadagnano molto ma non dichiarano al fisco. La delibera richiama obiettivi prioritari come la tutela dei caratteri ambientali e del tessuto storico della città antica, quindi la tutela dell'identità socioculturale dell'insediamento veneziano. Come ha evidenziato l'assessore al turismo nel commentare le variazioni che si stanno mettendo in campo per salvaguardare la città e chi la vive. Come tutelare gli artigiani, i commercianti di cose belle, di fronte invece a un tentativo di avere pizze al taglio e souvenir ovunque. Come farlo con l'attuale quadro normativo, che è quello della legge Bersani, che ha deregolarizzato qualsiasi tipo di intervento dei comuni per contingentare e regolare alcuni tipi di commercio non compatibile con le città storiche. È evidente che sono blocchi temporanei, sono blocchi che poi dipendono da un ok regionale, che ogni 3 anni deve rivedere, però sono tentativi di arginare una situazione per la quale servirebbero degli strumenti speciali. Il regolamento è valido in particolare nelle aree di maggior flusso turistico, negli edifici di valore culturale e nel sestiere di San Marco. Le violazioni comportano l'immediata chiusura dell'attività e l'applicazione di una multa da 2.500 a 15.000 euro.